Il PDL nella bufera, il partito sempre più in difficoltà e spaccato a metà dopo l'exploit di Silvio Berlusconi contro il governo Monti, la decisione di tornare nell'agone politico, decisione quest'ultima che ha visto vacillare la stessa poltrona del segretario Alfano. A ciò va ad aggiungersi il flop delle amministrative in Sicilia. In una situazione di totale confusione di tutti contro tutti, il PDL Veneto sceglie di non scegliere e optare per la terza via, quella di stare sul territorio. Obiettivo: riconquistare almeno in Veneto un elettorato sempre più disilluso, andando oltre le primarie per il candidato Premier, lanciando le primarie locali. Noi li estendiamo complessivamente a tutti quelli che sono toccati da eventuali candidature a Camera dei Deputati, al Senato e alle grandi e medie città. Raccogliendo così di fatto la richiesta lanciata ancora mesi or sono dal movimento del partito Giovani Italia e dei tanti amministratori sul territorio. Noi dobbiamo ridare dignità di partecipazione a questo elettorato e cercare di ricucire il rapporto con un elettorato che a nostro avviso è poco moderato e molto arrabbiato. Primarie che il Popolo della Libertà del Veneto vuole a fine gennaio per dare il tempo ai candidati di fare una vera e propria campagna elettorale. Le regole sono poche ma chiare: 150 le firme da raccogliere, per votare basta la carta d'identità. I candidati con più preferenze saranno poi portati a Roma e al Partito Nazionale si chiederà di tenerne conto, pena al momento delle elezioni politiche l'invito a disertare le urne. Una sfida provocazione quella lanciata dal PDL Veneto all'UDC e anche alla Lega, soprattutto a livello locale. Un passo, quello delle primarie, non più rimandabile, tanto più dopo l'esito elettorale siciliano. Per quanto riguarda le elezioni in Sicilia, è una bella lezione. Sull'attacco di Berlusconi a Monti, il PDL Veneto, come era diviso prima, lo rimane anche oggi, e sulla sua rentrée nell'agone politico i giovani del PDL sono chiari. Il berlusconismo e Berlusconi credo che sia un'epoca che ha già dato ed è insomma, siamo giunti al termine, quindi insomma, dobbiamo cercare di mettere in campo dei volti nuovi, delle persone che siano in grado di poter governare.